Sì, per noi è una grande soddisfazione prima di tutto. Questo accordo, questa partnership ci dà soddisfazione per due motivi. Prima di tutto perché lo facciamo con una grande società trevigiana che opera in un panorama internazionale e che quindi ci aiuterà anche nella diffusione del nostro brand. E poi perché ci sarà un interessante sviluppo commerciale per la nostra azienda. Noi tutte le operazioni che mettiamo in piedi guardiamo sempre ovviamente anche al lato commerciale che è il nostro mestiere. Quindi le opportunità commerciali di sviluppo che avremo fin dalle prossime settimane ci rendono soddisfatti di questa operazione. Poi sul piano prettamente sportivo ci auguriamo che la nostra energia porti anche il Benetton a fare risultati interessanti. Poi, allora, noi diventiamo fornitori ufficiali di energia elettrica e di gas del campo da gioco del Benetton, questo è l'accordo. Dopodiché i benefit commerciali che abbiamo concordato sono quelli di una serie di contratti, quindi avremo tutta la prima squadra che sarà sotto contratto con Ascotrade, sia per quanto riguarda il gas che per l'energia elettrica domestica, e poi svilupperemo anche con le altre aziende che sostengono il Benetton Rugby e avremo anche la possibilità di aprire una porta all'interno del mondo Benetton nel suo insieme per crearci nuove opportunità commerciali. Questa è la filosofia di Ascotrade, la portiamo avanti ormai da 5 anni, ci sta dando grosse soddisfazioni, il mantenimento del portafoglio clienti è sotto gli occhi di tutti, quindi è evidente che questa è la strada da seguire. È altrettanto evidente che un'azienda di media dimensioni come la nostra, che opera in un mercato grandissimo, dove i player sono estremamente aggressivi a livello nazionale, ritornare al territorio, una parte dei nostri risultati dal punto di vista economico fa sì che il territorio stesso ne traga dei benefici. Pensiamo ai comuni con i dividendi di Asco Holding e alle varie iniziative che appunto danno la possibilità attraverso il nostro sostegno alle società, come lo è in questo caso il Benetton Rugby, di poter sviluppare poi le loro attività, in questo caso sportive.